Vangelo secondo Matteo, capitolo 28. A risurrezione Gesù. O giorno dopo, o sabato, prima che scesse sole, che il primo giorno della settimana, Maria Magdalena e l'altra Maria iettero a fare una visita a Chiloseburgo. E tanto ci fu un terremoto assai forte. L'angelo del Signore scendette a cielo. S'accostai a Chiloseburgo, ricugliai che la prete e s'assettai in coppa a quella. A faccia sua lucicava come una lampa e a veste sua era bianca come la neve. Tutte quelle guardie che stavano là vicino per fare guardia avettero una paura tanto rossa che carettano in terra come se fossero morte. Ma l'angelo dicette a quelle femmine: non vi abbiate paura voi. I sacci che voi cercate Gesù, quello che hanno inchiuvato in coppa alla croce. E beh, chi se non sta più qua? E è risorto proprio come l'aveva detto. Venite a vedere chi lo pizza dove avevano messo il corpo suo. Mo facite impressa, iate a dicere a tutti i discepoli suoi che essa è risorto, è rinde dei morti, e mo vi aspetta in da Galilea. Là vi terranno tutto quanto. O vi canno, io ve l'ho già detto, che le femmine partettano subito all'ascia, spaventate, ma con una rossa apriezza rindo il cuore loro correttano, e presse. Era la notizia a tutti i discepoli suoi. Ma andrà satta venette Gesù incontro loro e le ricette: saluta a voi. E loro s'accustarono vicino a essa, l'abbracciarono, ne viere e l'adurarono. E tanto Gesù ricette a loro: non va paurate, iate avvertire a tutti i frati miei, che io aspettano in da Galilea. E là mi vedranno tutto quanto insieme. A ricerire furto. Petramente che le femmine camminavano per mezzo a vie, certe che le guardie che facevano la guardia a Chiloseburgo, tornarono in da città e contarono a tutte le capere private quello che era successo. Subito che le capere private chiamarono le capere popolo, facettero consigli, ricettano consegnare in mano che le guardie una somma assai rossa e denaro, dicendone: se qualcuno avesse a dire come è successo, voi ricerite così. Rinda nottata, veramente noi dormivano, sono venuti i discepoli suoi e hanno rubato il corpo di Gesù. Se proprio combinazione l'avesse a venire a sapere pure il governatore, non vi abbiate paura, perché lo faremo capace noi e non mi faremo avere nessuno castigo. Che li guardi si mettettero nell'aria rinda il sacco e facettero proprio come capere prive avevano detto a loro. Per questa fesseria si spasa rinda a tutti i paesi della Giurea e ancora oggi viene creduta a tutte le Abreie. A missione dell'Apostolo. Chi l'unici discepoli se ne jettano rinda a Galilea, in coppa a chi lo mondo che Gesù aveva fissato a loro. Quando overettano, si mettettero con la faccia in terra innanzi a essa. Certe loro non erano ancora sicure che Gesù fosse risorto veramente. E Gesù si accostò a loro e dicette: è stato dato a me ogni potere in cielo e in terra. Iate, allezionate tutta la gente, vattiate rindo il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e imparate a tutta la gente a mettere in pratica tutte le cose che io vi ho comandate. O vi canna, io starò insieme con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo.